Me ne vado. Non valeva nemmeno la pena venire a vedere un uomo dormire. E forse sta anche sognando. Ma che diavolo sto dicendo? Io sono la morte. Io decido chi vive e chi muore. L'hai voluto tu. Ora ce l'avrai. Ecco qua. Età 36 anni e non di più. Andrò da lui. La ringrazio, ma come può vedere io sono solo un musicista d'orchestra, non un famoso musicista. Non vorrei che mi vedesse come un ingrato, un maleducato, ma molto probabilmente domani le sarà già passata il resto dell'emozione odierna e così, come mi è apparsa, scomparirà. Ah, lei non mi conosce. Io sono molto decisa nei miei propositi. E quali sono i suoi propositi? Uno solo. Conoscere lei. Bene, bene. Ora mi ha conosciuto. E dunque, possiamo anche chiedere io. Mica. Ha paura di me? Non proprio. Mi inquieta. Tutto qui. Ed è poca cosa che si senta inquieto in mia presenza. Beh, le dirò. Che si inquieti non significa per paura. Sono prudente. La prudenza serve unicamente a rinviare l'inevitabile. Beh, spero non sia il mio caso. E io sono certa che lo sarà. Ci sono poche cose che non so di lei. Per favore, lei non sa niente di me. Ho una lettera da consegnarle. Ah, la lettera. Perché non me la consegna, visto che mi ha l'opportunità? Forse dopo il concerto di domani. Poi lascerò la città. Perché? Non vive qui? Quanto a vivere, quel che si dice vivere, no. Che diavolo? Non capisco niente. Parlare con lei è come trovarsi in un labirinto senza porte. Ecco qui un'eccellente definizione di che cos'è la vita. Mi scusi, ma lei non è la vita. Vero, io sono molto meno complicata. Ah, basta, sono stanco di misteri. La lettera, mi dia la lettera. Se non fallirò, la vedrà. E perché mai dovrebbe fallire? Se succederà, potrà essere solo per il motivo per cui ho fallito le precedenti. Arrivederci al concerto di domani. Aspetta allora, a domani. Non c'era ieri al concerto. Non avrà potuto. Magari avrà fatto tardi. Che diavolo. Mi sono innamorato di una donna di cui non conosco nulla e che per giunta si sta divertendo alle mie spalle. Che domani, chissà dove andrà. Che non rivedrò. Buonasera. Buonasera. Pensavo fosse già partita. Come vede, ho deciso di restare. Ma partirà domani. Mi sono impegnata a farlo. Beh, suppongo che sia venuto a portarmi la lettera. Sì, ce l'ho qui nella borsa. Beh, me la dia. Abbiamo tempo. La fretta è cattiva consigliera. Ma come vuole, sono a sua completa disposizione. In tal caso le chiedo un favore. Prego. Mi compensi di essere mancata ieri al concerto? No, non vedo come. Mi suoni qualcosa di un uccello? Se proprio ci tiene. Posso scegliere? Certo. Questo, mi suoni questo. Diavolo, è piuttosto lunga ed è abbastanza tardi. E le ripeto, abbiamo tempo. Vabbè.
tardi. Vuole che le chiami un taxi che la riporti in albergo? No, resterò qui con te. Piuttosto ironico, direi. Grazie per essere venuti.